can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your love that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Feel the best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning to show midnight speaking at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love ever leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful from your way. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time you love petrified when they left alone. If you can't wake up every morning, 'cause your midnight's begun at night. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. Lay your burden, love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. Sì, che bello quando faccio le cose e funzionano. Altro Buon che soir a tutti, ragazzi. altro Buon che soir.
Buonasera, buonasera. Bonsoir. Allora, noi adesso, visto che vogliamo festeggiare un pochino la giornata, ci siamo fatti un bel regalino. Abbiamo preso questo bel titolo che già abbiamo provato in demo tramite Steam qualche giorno fa e io già lo stavo adocchiando. Gianmarco pure ha visto che è una cosa sulle nostre corde, quindi una serata gliela concediamo. Assolutamente sì. Vediamo un pochino com'è la situazione. Sto facendo adesso il primo avvio. Il gioco è disponibile anche in sconto con la versione premium con le solite cosine in più dentro e costa sui 50. Quindi se per caso quello che vedete vi piace, andate sullo store perché è in sconto fino al 18 o al 20 gennaio. Allora, qui penso che siamo tutti settati tranquillamente. Il gioco è anche ottimizzato per la PS5 Pro, quindi chi ha la PS5 Pro può giocarci anche Ma è meglio. asciutto. Invece sì, Ma non è asciutta la PS5 però. è uscita un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa. Ma già è uscita. Non hai visto tutti i post di persone che la mettevano Ma al è day one? asciutto. Sì, Gianmarco, già è disponibile. Mica, bene, mi se ne è parlato Allora, assai. non salto i video iniziali anche perché Però non siamo blind all'inizio, ragazzi. Quindi abbiamo non visto soltanto il primissimo blocco, quindi penso una niente di ventina di eccessivo. minuti. Sì, 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 sì. Mi sa. Ho letto che gira molto bene su PS5, Ottimo. quindi mi sono convinto, visto che c'ha pure le funzioni DualSense, non abbiamo problemi per una volta. Veramente. Slither. Mm? Per chi non sapesse. L'ho Slither. messo nel titolo e ho messo No, la vabbè, categoria, niente, però ma voglio secondo me sperare invece- che qualcuno legga prima di entrare da qualche parte, capito? Tu ipotizza. No, già, ma se devo ipotizzare io con le tipologie di persone che sto trovando sul mio percorso di vita e tu sai io che tipo di persone trovo, Sì, lo so. è un problema. Allora, l'incipit è parecchio interessante. A livello di gameplay, quel poco che abbiamo provato, sinceramente, ci ha preso in un certo modo. Oh, Smolder, bonsoir! Ormai Smolder è proprio un fratello costante. Il re Fantazio. Quindi, visto che vogliamo inaugurare questo nuovo anno anche con le live, ci siamo detti, dai, portiamolo perché c'era voglia di portare qualcosa di nuovo. Miside ci ha preso tantissimo, altri titoli già ce li ho segnati che vi vorremmo portare. Città 105 titoli in Sì, lista. sì, sì. Per dire. Che non si dica che non avevo detto prima della pausa invernale, tornerò a gennaio con cose nuove e già sto mantenendo Sì, la parola. tanti titoli La lista è lunga, ragazzi, c'è tanta roba da fare. Noi questo l'abbiamo provato un paio di giorni fa e ci è piaciuto sinceramente. Sì, Quindi l'ho preso su PlayStation, ho detto portiamolo stasera così ci divertiamo un po'. assolutamente. No, è Anche perché molto l'inizio è simpatico. molto molto particolare. E penso che adesso capirai subito di cosa stiamo parlando. C'è un po' d'horror, attenzione. Io spero di finire presto Nioh 2, che dopo 50 ore non so più dove sia la fine. C'è una fine da Penso qualche ci sei parte. quasi in realtà, Smolder. Penso più o meno tanto ci siamo. Sì, ci siamo. Ecco, tu sei ancora qui, ancora fermo, ti manca l'occhio. Qualcosa è scappato da qui. Una grodolona. Da cosa? Splinter Cell. No, non è questo. Ah, mi ha informato Gianmarco appena arrivato. Io mi sono perso un paio di notizie oggi pomeriggio. Che Ubisoft sembra sia stata messa in vendita. È in vendita. È disponibile all'acquisto. Quindi, ragazzi, chi vuole comprare ha la possibilità. Comprate Ubisoft. Magari aggiustate l'assassino che deve uscire. Che è stato anche rinviato. Quindi, Sì, sì. vabbè. Chissà perché. Perché c'è Monster Hunter a fine febbraio e penso che Assassino Creed ne sarebbe uscito con le ossa rotte. Allora. Ok, sembra girare bene. C'ha un bel impatto grafico pure qui. Sì, si vede bene. Poi c'è Gabri. Oh, il Gabriele.
Gabri, siamo entrati in live da poco e ho adesso iniziato il titolo. Siamo ancora all'inizio. Se vieni non ti perdi niente. Io almeno posso recuperarmi altri titoli. Sì, ma difatti questo è un buon periodo per recuperarsi alcune cose. Sì. Noi abbiamo pure alcune serie e altre cosine lasciate in sospeso e vediamo un attimino nelle prossime settimane di portarle e completarle almeno. Anche perché volendoci mettere un po' di impegno in più giustamente col canale, alcune cose le tralasciamo per il momento e altre le portiamo avanti. Anche perché ci sono titoli parecchio interessanti per noi in futuro. Non ci dimentichiamo che il 30 c'è Poppy Playtime, il quarto capitolo. Peculiarità di questo titolo, possiamo entrare nel corpo di altri esseri viventi. Quindi noi siamo un'entità astratta. Cucusette te, buonasera Gabri. Buonasera Gabri. In questo momento siamo un doggo. Guardate che bello. Andiamo in giro, noi siamo lo spirito. E parliamo una lingua un po' particolare. L'amore. Allora. Il quartiere, la zona è fatta davvero molto bene. E poi quando l'ho acquistato sulla locandina mi sono apparse delle facce che penso siano dei protagonisti, dei personaggi chiave. Ce n'era uno con la maschera da lottatore messicano. Non so cosa possa come si inserisca ad un certo punto, però. Allora, sto giocando a un gioco particolare. quale? Quello che mi hai detto oggi? Allora, possiamo annusare. Ieri alla fine siamo arrivati al secondo blocco, quindi non ci metteremo tantissimo. Ah, ok, che ho visto il messaggio, solo non sono riuscito ad aprire per bene il gioco. Ce l'ho segnato su Discord, mi ha mandato anche il link. Allora, io sono un cane, signora, mi facci passare. Anche perché questa città c'è un problema. Questo quartiere c'è un enorme problema, sì. Problema direi anche abbastanza grosso. Allora, tu non mi fai passare. Quindi noi tranquillamente cambiamo il corpo. I personaggi su cui appare un simbolino giallo possiamo trasferirci nel loro corpo e cambiamo personaggio all'istante. Solo che noi adesso siamo deboli e non ricordiamo del tutto le nostre abilità. Allora. Dai che ce la fai, dai. C'è un cancello chiuso, non possiamo andare avanti. Switchiamo corpo e via. Allora. Vediamo un po'. Allora. E qui iniziano i problemi. Ragazzi. Qua succedono proprio i problemi un attimino preoccupanti. Eccola qua. C'è una signorina. Signorina molto avvenente, possiamo dirlo. Certo. Solo che io penso che questa signorina non sia normale. Poi so che signorine frequentate voi, però questa per me presenta qualche problema. Questa è una red flag, ad esempio. No. Questa sì. Questa sì. No, questa è una red flag già fatta. No, è che ti vuole dare un bacio, però è troppo aggressivo. Ci vorrebbe... No, ma allora tu cosa fai? Ecco, mi fa del male. Mi fa del male. Quindi io lascio il corpo, cosa che non posso fare nella vita vera, No. quindi... Oddio. Finché non ci ammazzano così non possiamo sapere. Allora, e possiamo entrare in lui. Penso che ci conviene scappare perché c'è una signorina un po' incazzata dietro. E penso di sì, Gianmarco. Poi a ognuno ha i propri gusti, le proprie cose. Se a qualcuno piace una donna con la testa così, contento lui, contenti tutti. Allora, questo è importante. Se
un personaggio muore, una persona muore, noi perdiamo un'anima, sarebbero le nostre vite. Se le perdiamo tutte, è game over. Quindi dobbiamo un attimino trovare il modo e capire bene come spostarci tra i vari esseri umani e evitare che donne, penso lo posso dire tranquillamente, di malaffare stanno cercando di fare a questo punto. Vai. Fuggi, fuggi, fuggi. Ok. Possiamo anche saltare. Alza il volume del microfono. Ok, aspetta un attimo, Gabri. Volume del microfono. Ok, aspetta, forse è che lo devo direzionare un pochino meglio. Allora, così si dovrebbe sentire di più. Fammi sapere. Allora, noi corriamo. Questa parte pure l'abbiamo fatta ieri. Certo non è una situazione normale, quindi ok, li dobbiamo eliminare. Opla. E la prima parte è La fatta. chat così quando puoi. Ah sì, è vero, sorry. Aspetta, la metto sulla sinistra così la vedi meglio. You're going out again? E poi c'è lui sulla... Hurry back, okay? No, che non sappiamo chi We have a sia, però patient vabbè. first thing in the morning. Oi, buonasera, fresco. Uè Meteo, buonasera, bellissimo. Allora, adesso siamo lui. Possiamo esplorare e vedere tutte le persone in cui possiamo trasferirci. Abbiamo un po' di tempo in cui poterci muovere anche così. Tutto è molto fluido e fatto al momento per la parte iniziale bene. Poi dobbiamo vedere un attimino in che direzione si apre il gioco. Allora, questi li dobbiamo assolutamente trovare. Da qui possiamo trovare alcuni ricordi che ci possono far capire un attimino meglio la trama. Dall'altro ci danno anche dei potenziamenti, quindi ci conviene prestare un pochino di attenzione nell'esplorazione. Allora, ecco, noi alla fine siamo arrivati sulla strada che c'era qui fuori. Ok, se noi adesso seguiamo il punto. Ecco qua, siamo arrivati esattamente qui ieri. Abbiamo fatto solo un giro all'esterno ma non c'era niente. Quindi noi la demo, quando l'abbiamo provata un paio di giorni fa, Sì, più o meno un paio di giorni. comunque siamo arrivati qui. Adesso parte la sezione dove ci spiegano un attimino come funziona il sistema di combattimento. Questi E sono poi pazzi. non sappiamo come funziona, però sappiamo che dobbiamo combattere dei cazzi. Sì, ragazzi, Quindi, sono proprio pazzi. allora, con cerchio dovrebbe essere la schivata. No. Ah no, aspetta, si deve sbloccare per bene il tutorial. Dai. Noi creiamo un'arma di sangue, ma se si rompe ne possiamo subito creare un'altra, ma giustamente prende parte della nostra energia, quindi dobbiamo un attimino capire come gestire i vari esseri umani, però possiamo rapidamente cambiare anche in altri a questo punto. No, fermati. Ecco qua. Se switchiamo e combattiamo abbiamo un piccolo bonus che ci dà un attimo una mano.
Aglia, brutte botte. Ecco qua, così mentre sono pure distratti. Ce n'è un altro? Sì. Infatti fa leggermente più male così. Allora, dammi la colonna di luce. Eccoci qua. Esattamente qui ci siamo fermati l'altra volta. Cazzi grossi come palazzi pazzi. Sì, effettivamente se ci pensi, Meteo c'ha ragione. Poi è un carabiniere, quindi ha ragione sempre. No, quella a prescindere. Proprio come concetto base, Sì. pure per tranquillità Esatto. generale. Ha ragione lei, brigadiere. Nel dubbio, Insomma, mai sapere. così, nel dubbio. Allora, Uno poi il potere dalla testa, quindi insomma, mai cosa sapere. dobbiamo fare adesso? Ok, dobbiamo trovare altri frammenti. Allora, è ancora la parte tutorial, quindi ci conviene andare direttamente all'obiettivo. Allora, adesso cosa ci dai? Ok, connettendomi con i loro corpi condivido le sensazioni dei vari umani. Yeah. Va bene. Ecco qua. Qui ci sono le bancarelle. Qui c'è un altro ricordo. Un corpo forte che ha il potere di combattere i mostri. Ricordo vagamente tale sensazione. Mm. Ciò non toglie allo stesso modo, così come ci dicemmo durante la demo, niente vieta che quei mostri possano essere qualunque dei personaggi presenti a schermo. Quindi penso dobbiamo stare comunque un pochino attenti. La mia missione, sì, è eliminare quei mostri, tuttavia non posso con la mia potenza attuale. Devo recuperare più forza per distruggerli, è da lì che devo iniziare. Ok, come prendiamo forza? Ce lo dichi. Attenzione. Ecco. Cosa succede adesso? No, attenzione. Eppure voglio ricordare un po' di più riguardo a me. Sì, se è uno spirito che viaggia in vari corpi e vuole uccidere mostri, io 2 domande me le farei se fossi in te. Allora, cosa dobbiamo fare qui? C'è un altro ricordo. Devo cercare qualcosa. In passato non ero in grado di dar senso alle cose nel caos di questa città affollata. Proprio così, per trovare il mio obiettivo devo avere una visuale da un luogo rialzato. Però come ci arrivo? Forse potrei arrivare lassù attraverso gli umani? Quindi, modalità possesso. Con R1 si sale. E riusciamo a salire più facilmente su. Ok, quindi a questo punto possiamo vedere di fare la stessa cosa qui. Ok, possiamo davvero prendere un bel po' di personaggi, quindi ok, anche coprendo belle distanze. Cazzo, eravamo giù, siamo saliti qui. Sì. Ok, va bene. Ok. Cos'altro ci dai? Una città in fiamme e 3 demoni. Cosa? Sembra che ci sia dell'altro. Che cosa c'è? Ok. Gli umani certo sono fragili, ma la loro forza sta nei numeri. Devo ricordarmi come usare meglio un corpo. Gli attacchi caricati non solo sono più potenti, ma riescono anche a stordire più facilmente i nemici. Quindi così.
quindi semplicemente facendo avanti. Prova a fare un momento sta a terra. Ok. Oh no, un altro pene. Ricorda come mantenere un'arma mentre combatti. Puoi respingere e neutralizzare gli attacchi nemici con l'azione devia. Una guida ti mostrerà la direzione dell'attacco nemico subito prima che venga sferrato. Quando ti trovi in una posizione difensiva, guardia, l'abilità si attiverà se la telecamera viene girata in quella direzione, esattamente quando la guida si illumina. Ah, analogico destro praticamente. Agisci nel momento esatto in cui si illumina la guida, potrebbe essere più facile eseguire l'azione, osservando i movimenti del nemico e mettendo l'input subito prima che l'attacco vada a segno. Perry. Sì, Facciamo il Perry, lo so. allora, Vediamo. aspetta. Oh, beh. Troppo Ok, presto. devo capire proprio il momento esatto. No. È che lo stoppa subito poi, capi? Troppo presto, ti devi fare caricare prima. No. Ok. Ok. Poi dobbiamo dire da nemico a nemico. Se l'azione devia viene eseguita correttamente, il nemico verrà sbilanciato e sarà esposto a un contrattacco. Ripristina anche la resistenza dell'arma di sangue. Gli attacchi che non mostrano una guida non possono essere deviati. In tale casi usa la schivata o il possesso. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Con questi. Ok, va bene, va bene. Una deviazione riuscita ripristina la resistenza dell'arma di sangue. Se riesci a deviare più attacchi consecutivi, attiverai la funzionalità tempo rallentato. Il tempo scorrerà più lentamente, quello che stava facendo. L'indicatore del tempo rallentato è mostrato al centro dello schermo quando attivo. Ok. No. Ok, devo essere molto più preciso. Ok. Se viene una combo fatta bene, diventano semplici. Ok, sistema di combattimento molto semplice, un po' legnoso per i miei gusti, No, ma lo è. però simpatico. Ma è basic, ci sta. Ma c'è pure sta cosa delle schivate così, dei ferri. Mi scusi. Ok, va bene. Restituisci coscienza. Troppo leggero, non ho abbastanza forza. C'è di più da quella parte. Cosa c'è? Pezzo di prosciutto? Vedi? Allora. Percepisco quelle onde che vengono da sotto. Ma mi farei male se saltassi giù. Devo passare a un corpo a terra mentre precipito. Vedi quanta gente stai ammazzando Sì, facendo queste cose? quindi io mi devo buttare giù. E switchare in un corpo prima di schiattarti a te. Va bene titolo, sei audace. A noi queste cose piacciono. A noi queste cose piacciono. Quindi È un disastro. va bene. Di più, so che in passato potevo correre più velocemente. Fai scattino bello. Gioco, fai bel tutorial, poi ti apri a Turtaniello. A noi ci piace. Ci fai esplorare, ci fai combattimenti, un po' di schifezzelle varie, di mostri e cose varie. Non male. Ecco, allora. Sono arrivati i cazzi. Sì. C'è memoria.
stiamo guardando qualcun altro. Ho un brutto presentimento. I nemici possono essere rilevati come presenza. Le presenze vengono percepite come flussi simili a correnti d'aria. Sposta la visuale per esaminare il flusso e proseguire nella sua direzione. Quindi di qua. Oh no, il bersaglio sta per morire. Per morire, aspetta. Di qua? È chiusa in bagno da qualche parte. No, ok. Da quest'altro lato? Per forza. Poi di qua. Perché viene da qua, viene da qua tutto giro. Ok. Questa era la tipa di prima. Ne abbiamo anche la visuale dagli occhi dei nemici come in Forbidden Siren. Good. Very good. Però in chiave un pochino più action. Tu l'hai mai giocato Forbidden Siren? Esperienza mistica. Non sono di quelli che gioco io di solito. No, è una bella storia horror giapponese. Il problema è che sono stage da fare in un determinato ordine, in un certo modo, e non puoi combattere, devi solo scappare o nasconderti. No, Vedi tutto vabbè, attraverso gli quello è occhi dei migliore. nemici. È un po' complicato. No, Infatti, vabbè, quando prendi un'arma da quello- fuoco, festeggi. Eh, Allora, la quindi gente mo questo. sfona. No, Allora, il sangue può essere assorbito dalle pozze per ripristinare il livello di sangue HP. Le pozze di sangue vengono generate quando umani o squarciacranio ok. subiscono dei danni. Sucalo. Sucalo. Guarda, viene un altro. Viene un altro. Questo è tutto stordimento così. Ma tu sei bello duro comunque. Guarda, Aglia. questo è un mini boss. Vieni, vieni. Suca. Bravo. Vogliamo fare sul serio? Suca. Arisuka. Ti blocco nel tubo. Tieni. È stato tubato. Stronzolo. Oh no. Non si potrebbe dire. Oh no, problema. Doppio per doppio. Ma che cazzo sei? No, non si fa- Ma che cazzo sei? No. Aggiungito, che era? No, aspetta, il creatore dei mostri. Sì, volevo farlo oggi, poi mi sono dimenticato, scusate. Però c'entra Silent È Hill. la bucata, lo zio. Sì, e si vede, direi. Direi. Cioè, la bucata, poi il buco non c'è. Però- Oh no, aspetta, cos'è questo? Questa è la vera forma di quelle cose? Signorina, io mi sposterei se fossi lei, eh. Poi, non so, fate voi. Oddio, occhio, sfrutta pure le pozze di sangue. Sucalo. Non ci fa niente, Gianmarco. Gianmarco, non ci fa niente. Secondo me. Ah, Oh no, mi ha dato la botta. Vai, vai. Pippo Baudo. Succa. Vieni, vabbè, vienici. blocca qualcosa lo zio, mi sa. Sì. Che mi sa Potere mistico super più. un po' scontato. Succa. Guarda, se viene un attimo, si vede che No. Hai rotto il cazzo. Così non va bene. Di questo passo buttiamo il sangue. No. Di questo passo sembra che non ci siano altri corpi da usare. E ora cosa faccio? T'attacchi al cazzo. È ancora viva. Con ferite simili? Il corpo resisterà, bisogna tentare. Ok, trasferiamoci in lei. Sblocchiamo potere super più.
il nuovo gioco dal papà di Silent Hill. Ah, l'avevi detto ok, tu. ok, allora ricordavo bene Sì, l'altra l'avevi volta. detto bene. Quindi mo siamo entrati nella ragazza che misteriosamente è ancora in vita. Questa avrà qualche abilità diversa. Questa nel trailer, Sì. se non mi sbaglio. Ok, Goku sei tu? Non credo. Ah, beh. Aspetta, quindi ci sono persone con Sì, che hanno abilità alcuni diverse. poteri Sì, e abilità. si Ok, vedeva pure nel trailer. C'era pure il vai. motociclista con abilità. Ma quindi è Parasite Simulator in parole povere. Guarda, sarà scritto proprio sulla Wiki che l'autore si è ispirato a Tokyo Ghoul, Parasite, Guns, se non mi Ma sbaglio. allora se sei fatto bene ci divertiamo. Suca. Anche molto molto bello. Mi piacciono veramente molto. Dai, fammi continuare che mi stavo divertendo. È stato scoperto un unicum. Individuo dall'altissima affinità di fusione con l'anima del protagonista. Possiede un grande potenziale di energia e combattimento. Sembra mantenere la consapevolezza anche quando il suo corpo è posseduto. Ok. Quindi dobbiamo fare i cacciatori di mostri Pokémon e catturare e trovare i personaggi con abilità migliori. Non posso usarli in quelle condizioni, ma questa sensazione di vigore che sorge dal profondo del mio corpo, questo potere. Aspetta, cosa stai facendo? Abilità attiva 1, resuscita tutti. Seleziona risuscita tutti con il tasto di selezione abilità. Attiva con il pulsante abilità. Aumenta il sangue del suo corpo per un certo periodo di tempo, recupera continuamente il livello di sangue. Inoltre cura istantaneamente tutti gli umani circostanti e resuscita quelli in punto di morte. L'effetto prosegue per un certo periodo anche se passi a possedere un altro corpo. Ok. Oh, che bello. Ok. Ci sono anche le abilità con i morti. Dritto a sinistra. Sì, R2. resuscita. R2. Ok. Dai. Dai, attaccami. Va bene. Alcune abilità consumano potenza di spirito. Queste abilità mostrano un'icona abilità blu. Le abilità che invece consumano sangue mostrano un'icona rossa. Va bene. Valore potenza di spirito resta uguale quando cambi corpi attraverso il Ci possesso. sta. La potenza di spirito si ricarica effettuando un'azione devia con successo. Si Ok. ricarica inoltre quando subisci danni. Va bene. Potevi a buscare o devi Artigli berla? sonici. Sfrutta degli artigli di sangue che generano un'onda d'urto frontale. Mantieni premuto il pulsante abilità per caricare, poi rilascialo per generare un'onda d'urto. Questa abilità consuma sangue. I dettagli dell'abilità sono visualizzabili in qualsiasi momento nella schermata del menu. Ok. Allora, aspetta, Pippo. Ok. Dai, dai. Fagli pure l'artiglio. Perfino gli Unicum fanno fatica a sconfiggere i nemici da soli. Sfrutta in modo aggressivo gli umani dell'area. Quando non sono posseduti, gli Unicum schiveranno automaticamente gli attacchi dei nemici. Gli Unicum sono molto resistenti, dunque è difficile che giungano in punto di morte. Se ti trovi in difficoltà, non esitare a possedere un corpo Il diverso. fatto però è che facciamo pochi danni con gli altri. Non è che mo si è tolto lo script, però vedi? No, La ok, si è bo- tolto lo script, ok. Allora, mo ha più senso. Quindi l'unicum nel caso ce lo possiamo pure palleggiare. Vienimi, vienimi. Ti ha fatto un devia. Vai, attaccami. Attaccami. Suca. Oggi la vita. Vai ragazzi. Non l'ho beccato. Ok, però non è morta. No. Oi, buonanotte e buon turno per domani. Buona serata, vedi, e buon lavoro domani. Ciao, Oh, bello. ecco qua, motociclista, aspetta. Sarà anche un po'. Oh, il fucilozzo, sì. Spara, che ti metti a guardare? Sta usando il fucile come un'arma corpo a corpo. Sì. Molto funzionale questa mossa, così. E tu ci saluti.
Troppa un'abilità. Troppa una volta. Questo gioco mi sta solleticando sulle note Ma voi giuste. come funzionano questi personaggi, però? Oh, voi siete quelli cattivi. Siete la marmaglia. Kingdom Hearts? Sei tu? Sei tu? Non esiste Kingdom Hearts, non si- Kingdom Hearts non esiste, Esiste. suo marito non esiste. Vedi bene che esiste. Quanti anni sono passati? Troppi. Che ne so. Oh no, mostri brutti. Oh no, voi siete i tre capocci. Sono strani. Oh no. Torcia umana? Tra un mese e mezzo. Domani inizia la prima parte della stagione e non c'è ancora la torcia umana. Quindi, No. quindi tu hai sognato tutto? Non credo. Mm. Uno strano incontro. Il primo capitolo. Il primo Va capitolo. bene. Il prologo l'abbiamo fatto. Allora, quindi adesso che facciamo di bello? Tutto sta bruciando, la città, anche io. È stato solo un sogno? No, non è possibile, faceva così male. Ah sì, c'era quel mostro che mi ha attaccata. Pensavo di morire, me lo ricordo così chiaramente. E poi c'era qualcuno dentro di me. Buonasera e benvenuti alle notizie di mezzanotte. Iniziamo subito con la cronaca sportiva. Nei mondiali di badminton in categoria doppio è stato stabilito un nuovo record dopo 27 anni. Mi senti? Dove? Vieni fuori, pervertito. È solo uno spirito, dai. Non sono lì, non sono da nessuna parte. Ma cosa dici? Io sono dentro di te. Guarda che adesso, ehi, un momento, allora eri tu. No, è impossibile. Che schifo, esci fuori da me. Non posso farlo. Che gioco stai giocando? Cos'è, una specie di molestia? Gioco? Non saprei, vorrei avere una risposta anch'io. Ma non riesco a comunicare con nessun'altra persona. Ti prego, ascoltami. Senti, per poco già non sono morta, lo sai. Non voglio ascoltarti, lasciami fuori. Però tu mi hai aiutata, vero? Ho capito che dovevo battere quel mostro, ero disperata, ma alla fine mi sono salvata. Proprio così, dobbiamo eliminarli tutti, e questa è la mia missione. Aspetta, cosa? Ma cosa sto dicendo? Proprio così, io non possiedo ricordi o emozioni forti come te, ma vanno sterminati. Questa è l'unica cosa che ho ben chiara, la mia missione. Lo capisco. Adesso parliamone un attimo, eh. In qualche modo abbiamo mischiato i nostri corpi, dobbiamo fermarli prima che attacchino altre persone. È possibile che sia la tua influenza a farmi pensare così. Ora che ci penso, non ti ho nemmeno detto il mio nome. Mi chiamo Julie. Julie, d'accordo. È un bel nome, no? Lo è? Vabbè, come ti pare. E tu hai un nome? Come devo chiamarti? Come vuoi tu, non ha importanza. Ma cosa sei comunque? Un fantasma, uno spirito che possiede i corpi? Uno spirito che possiede la leggenda dello Yoki, Leopard Head e Night Owl. Oh, che ne dici di Night Owl, gufo notturno? Cosa sarebbe? È una cosa di tanto tempo fa, sarebbe troppo difficile spiegartela. Prima o poi te la racconterò. Comunque è un bel nome, no? Lo è? Già l'ha deciso. Già è uscito scritto. Confermato. Allora, che cos'è qua? Allora. Quindi abbiamo i vari capitoli e le varie storie che si vanno a intrecciare. Oh, sì. Questa cosa è molto alla Forbidden Siren. Flashback da incubo. Quel tizio sulla moto chi è? Che sfortuna incontrare un tizio così ombroso. O forse era solo un'illusione, la città era conciata malissimo. E poi quei mostri in cielo era troppo reale per essere un'illusione. Forse era più una premonizione o un avvenimento. Se non facciamo niente, la visione potrebbe realizzarsi. Vorrei scherzare, non voglio farmi coinvolgere in una cosa simile e morire. In questo caso, quei mostri vanno eliminati. Esatto, su questa cosa siamo d'accordo almeno. Facci andare in strada a menare i mostri. Indizi sui mostri. Ma anche se volessi cercarlo, come lo troviamo? Un corpo mutilato e privo di cervello è stato ritrovato in un vicolo di Monsui.
La polizia ritiene si tratti di un crimine deliberato, considerando lo stato del cadavere. Il che mi fa pensare che anch'io sono stato attaccato in un vicolo la prima volta. Allora non ho avuto altra scelta che fuggire, ma quindi ce ne sono altri di quei cosi. E va bene, andiamo a cercarli. Volto nascosto. Se qualcuno mi riconosce potremmo avere un problema. Ah, sì? Se ci fosse qualcosa che potrei usare questa va bene se la metto in borsa. Dobbiamo indossarla se andiamo in qualche posto sospetto o pericoloso. Da qui in poi farà la differenza. Ho capito. Sul serio? L'importante è che vi siete capiti voi, perché la missione fisicamente sul posto la fate voi. La gente chiamava il mostro squarciacranio, ma cosa significa? Squarciacranio? L'ho già sentito prima, è tipo una specie di cosa sovrannaturale. Se mi ricordo bene era nel libro Racconti straordinari dello studio Liao, una raccolta di storie bizzarre. Certo che ne sai di cose. Beh, in realtà è collegato al mio ultimo lavoro. Il protagonista si nasconde sotto un mucchio di cadaveri sul campo di battaglia. Poi vede un mostro con testa di animale e corpo umano. Il mostro mangia via le teste dei cadaveri e poi gli succhia il cervello. Alla vittima mancava il cervello, deve essere per quello che lo chiamano squarciacranio. Sì, penso di sì, comunque sono inquietanti da morire. È stata aggiunta una nuova missione. Quindi se io annullo... Ok, quindi qua c'è il menu. Allora, nella schermata missione, dopo aver selezionato la missione che vuoi intraprendere, scegli l'unicum che vuoi ti accompagni. In questo momento è solo Julie, ma quando ne avrai diversi potrai sceglierne 2 per accompagnarti in missione. In alcune missioni il primo unicum è predefinito e obbligatorio, quindi dobbiamo trovare quelli là forti e farli entrare in squadra in qualche modo. Sì. Parassita in agguato, abbiamo lo stato, quindi abbiamo anche i personaggi con le singole abilità. E ci sono i gettoni abilità da prendere. Sì. Abilità passive. Ce ne sono un bel po' di passive da poter mettere. Un po' sì. Ok, va bene. Guardaroba. Nella schermata guardaroba puoi cambiare le maschere e i costumi degli unicum. Le maschere e i costumi si ottengono soddisfacendo le condizioni di una missione. Puoi controllare il numero di maschere e costumi nascosti in una missione nella sezione oggetti. Ok, quindi noi abbiamo, diciamo, varie maschere e vari costumi che dovremo vedere di sbloccare. Si sbloccano le memorie. E abbiamo il menu parla. Ok, allora. Parassita in agguato. Night Hall ottiene il suo nome dopo la fusione con il suo primo unicum, Julie. Insieme giurano di eliminare i mostri chiamati squarciacranio che stanno devastando la città. Poi tornano in centro per cercare il primo squarciacranio che lo ha attaccato in un vicolo. Ok, quindi c'è da scegliere gli unicum quando li avremo e si va in missione. Va bene, gioco. Vediamo un po'. Facci fare una missione un pochettino libera e senza troppi... No, ragazzi. No. Fermi. No, Poppe! Poppe! Io sto streamando il gioco. Non è colpa mia. È il gioco, è fatto così. Non so. Vabbè, ragazzi, se non vedete più non so. il VOD, io controllo la live, però non sapevo ci fossero le serie. No, ma penso di sì, perché ho visto che ci sono persone che lo stanno streamando pure adesso, quindi che devo avere solo io il problema. Perché penso sia più un problema questo che sta succedendo adesso, no, questo è un problema, sì. E lei giustamente continua a nutrirsi nel frattempo, vabbè. Ok, quindi ci sono anche le date, i personaggi e tutto. Ok. Minchia, se sei davvero un Forbidden Inside più action e con una bella trama, già ma qua ci divertiamo, Quindi dov'era quella cosa che ti ha attaccato? Incontrato lo squarciacranio che si fingeva una donna in quel vicolo laggiù. In quell'area poteva trattarsi di una prostituta. Aveva tratti o dettagli particolari? Testa che si allungava. Già era una cosa un pochettino particolare. Non ricordo bene, comunque andiamoci. Anche perché voglia di menare altre 2 mani, sinceramente ce l'ho.
No, niente cose strane. Poi non è che giocano mai di doppiaggio. No, va bene anche così. Vabbè, di voci potesse sentire, no? No, quello pure, anche perché nelle opzioni non c'era niente, No, no, ma non è una cosa che si attiva la voce, cioè. quindi c'è ma non c'è. È fatto in questo modo qua, va bene. Allora, esamina la scena dell'attacco. Allora, di qua non penso che dobbiamo andare. Noi dobbiamo andare. Ecco, però se io motivo, iniziamo a sperimentare un po'. Diciamo adesso prendo la signora, no? Lei ci segue allora. Che sa che siamo in squadra. Non l'ho visto in giro ultimamente. Ah sì? Ha detto che doveva incontrarsi con una tipa bellissima. Aspetta, ciò vuoi dire che è scomparso per stare con una? Ci siamo preoccupati tutti per niente. No, ragazzo. Ragazzo, c'è un problema, eh. Tu non vieni? No, lei rimane ferma lì. Ok. Forse quando metti il secondario, almeno quello te lo segui in automatico. Ok, queste sono tutte prove che facciamo. Allora, usa l'azione salto di sangue per proiettarti velocemente in aria. Pure. Quindi lo vedi e via. Va bene. Gioco, tu più cose ci dai, no? Noi più andiamo bene, sinceramente. Ah, fa anche il salto a muro. Ottimo. Allora, noi siamo passati di qua prima. Ok. C'è qualcosa per terra. Eccolo qua, la collanina che indossava. Ok, sta ricordando qualcosa. Noi riusciamo a prendere anche vari ricordi dagli oggetti. Sono immagini dei suoi ricordi, quindi dobbiamo un attimo pure vedere, capire, in base ad alcuni indizi, il percorso che fanno certi personaggi. A questo punto. Ok. Quindi adesso ce ne andiamo di qua. Signorina. Salve. No, non dobbiamo lavorare, ci servono delle informazioni. Però se ti... Ascoltiamo la storia. No. Dobbiamo possedere qualcun altro. Possediamo una collega. Aspetta. Questa non la posso prendere. Aspetta, aspetta. Forse devo parlare prima con lei? Possedendo i vari corpi potresti aprire nuovi percorsi. Fingi di essere il tuo ospite per ottenere informazioni sulle persone. Infiltrati in luoghi normalmente off limits. Non è possibile possedere gli squarciacranio, nemmeno quando sono mascherati da umani. Inoltre non puoi possedere gli umani che non hanno la minima affinità di possesso. Non è facile distinguere questi umani dagli squarciacranio. Allora, a questo punto dobbiamo fingerci un cliente. Salve, sono un cliente. Non te lo dico mica gratis. Ma soprattutto divertiamoci. No. Cosa stai facendo, spirito? Possibile che lei sia completamente estranea a tutto questo? Spirito, hai fatto il sozzo però. No, spirito. Spirito di Rocco Siffredi a questo punto. Il modo in cui ha parlato sottintendeva che sapesse qualcosa. Perché hai sprecato tutto quel tempo? No, è il vento.
C'è un bel venticello stasera. Va bene. Dove vogliamo andare a cercare? Andiamo dove ci dice il gioco. Allora, Scusa, riprendi da quella. signorina? Non si muove proprio. Eccoti qua. Do troppo per scontato che vieni in automatico, invece non si muove. Allora, aspetta, allora dobbiamo andare dall'altro lato, perché di qua non penso che ce la facciamo. Allora, proviamo di qua. No, però avevo visto c'erano delle scale qua. Ho messo niente. La balcone. Allora, scusatemi. Sto tentando di salvare la città, eh. Aspetta, prova a vedere se puoi fare il jump. Qua. Mm, Qua. no, troppo. Allora, più di qua non possiamo andare. Ok, ok, questo è il limite della zona. E quindi dall'altro lato per forza. Allora. O dobbiamo eventualmente switchare il corpo da qualche parte. La signorina si mette davanti, non è colpa mia, non l'ho fatta apposta. Non è colpa di nessuno. Vediamo se possiamo andare con un altro. Sì. Se ce la faccio a tempo, no. Non da qua però. Non da qua. No, non si apre. Aspetta, aspetta. No, figlio di buona madre, aspetta. Suca, suca, sucalo. Ok. Allora, lo possiamo piegare un pochino in qualche modo, ok. Allora, no, non ci sono indizi. Scusi, ha visto qualcosa? Oh no, è caduta una papuscia. Oh no. Oh no, oh no. A qualcuno è caduta una papuscia. Non è un buon segnale questo. Qualcuno è molto arrabbiato sotto. Eh, quindi dobbiamo andare sul tetto. Allora. Ok. Salve, scusate, Voi non fatevi domande nel frattempo. State tranquilli, tutto a posto. Va bene, c'è un po' di verticalità. Sta cosa è molto simpatica, sinceramente. Va là che ti fai male così, sì, sì. L'ultimo ucciso. Dove sei, testa di cazzo? Nemici possono essere rilevati come presenza. Le presenze vengono percepite come flussi simili a correnti. Quella è la cosa che ci ha fatto prima. Quindi dobbiamo andare nelle zone, fare un po' la Hitman e capire dov'è il colpevole e l'assassino, o in questo caso il mostro, e andare a trovarlo in qualche modo. Allora è giù. Devo andare di così. Aspetta, non è che c'è qualche discesa dall'altro lato. Magari sì. Proprio che dobbiamo continuare di qua alla fine? No, di qua no. Mi butto neanche giù con lei perché penso che proprio lei di storia non deve morire, altrimenti avremmo un problema. È per strada, è a caccia. È in uno dei vicoletti. Sono tutti vicoli. Il campo visivo degli squarciacranio può essere sfruttato per individuarli. Ah, ok. Quindi se vediamo un pochino di colorazione particolare, siamo nel suo raggio visivo, mettiamola così. Ok, buono.
Quindi una cosa del genere. Quindi siamo comunque nelle vicinanze. Quindi Allora, vai per destra, così. Per di qua, prova di qua su, guarda. dici di qua? Sì, magari si riesce a scendere. No, di qua non si può andare Grazie, giù. sì. Allora, va bene. Ciao Marco, facciamo la strada che abbiamo fatto al contrario e penso che riusciamo a scendere di qua. Buono. Ce la fai da qua? Ok. Ok, sinistra. Dove c'è una bicicletta. Da qua. Chiuso. Allora di qua. Aspetta, aspetta, di qua, di qua, di qua. Eh, Dovrebbe essere qui aspetta, lo zio, allora dobbiamo fare una cosa, aspetta. È qua, è qua, è qua. Eccola qua. Suca. Esci fuori, bestia maledetta. vai, non so. Gli squarciacrani smascherati potrebbero tentare di fuggire. Non lasciarli scappare. Inseguili, attaccali e uccidili. Se si allontanano troppo, sfrutta il possesso per accorciare Vabbè. le distanze. No, dove vai? Ho capito, è un po' troppo. No, figlio di buona madre, sono morto. Dove sei? Vieni qua, pezzi in me, vieni qua. Abilità comune uncini di sangue. Aggiungi un effetto rallentante quando infliggi danni. Va bene. Quindi la devo selezionare con questa. Vai, nonno sprint. Colpita. Vabbè, la prima corsa è scriptata, quindi me la devi far fare per forza. Aglia, tua sorella. Scusatemi, ho sbagliato. Cambio. A questo punto ci vado ancora meglio. L'utilizzo del possesso per spostarti è molto efficace durante l'inseguimento. Sì. All'inizio di un combattimento l'unicum Non viene fare da te caso al tuo unicum. Ok, quindi viene da solo. quando combatti. Ok. Ok, vabbè. Vieni qua, vieni. A parte che stai correndo intorno e ci hai sfracannato pochi coglioni. Dove vai? Vieni qua. Minaccia tua sorella Pippo Baudo. Pippo Baudo, aiutami tu. Suka. Allora, quello è giusto il tempo di prendere un attimo la situazione, capito? Suka. Ho dato 2 botti in aria, diciamolo. Sei tipo Batman così così. Oh no!
Oh no, problema grosso. Grosso problema. Puoi respingere e neutralizzare gli attacchi nemici. Vabbè, di nuovo la spiegazione di prima, giusto un piccolo promemoria. Va bene. Vai. No, voglio capire un attimo il tuo tempo. Fermati. Vieni. Ne fai due, ok. No, certo non così. Così non va bene. Non riesco a vederla. Oh no, mi hanno tolto un'anima di kill vivo. Sono buoni. Attaccami, vai. Switch off. Perché ammazzano in alta vita. No, ci volevo provare. Devo capire un attimo il tempo di questo. Ah, è fatto. Aglia. Usava stabilità. Ah, adesso No, cazzo. Invece di schifo ho saltato. Errore. Errore. Con cerchio, no con X dovevo fare. Ok, però non sono del tutto scontate. Sono comunque un minimo no, vabbè. impegnative nel modo giusto, eh. Allora, fammi rifare. Vai, sì. Ok. Questo non riesco a prendere il tempo. Non l'ho preso. Ah, perché destra non è su. Ok, aspetta, allora ho capito. Aspetta. No. Non ti incazzare. Aglia tua mamma. È stronzo. Aglia. Vai. Sta passando. Grande. Suca Vabbè, e muori. vai là. È morto? A Tripaldo? È morto? Sacripante. Ok. No, ragazzi. Ok.
Quindi siamo i difensori della città. Va bene. Ok, gioco, ci stai un attimo. Oh, 7 gettoni. Usali per aumentare i livelli. Allora, a questo punto, nuovo cadavere mutilato. Va bene. No, ce n'è giustamente più di uno. Allora, che famo adesso? Ma dobbiamo farci tutti i dialoghi. Follow this. Yes. Wow. This way I cannot feel. I wonder if I will find some way, something. How can I? Ok. Li lascio un po' a schermo e poi passo avanti senza che li leggiamo tutti, se no non la finiamo più. Yeah. Ok. Voci dei bassi fondi. Which way do I feel I should? Ok. Se sta succedendo lì dobbiamo andare a investigare un attimo nella zona. I think yes it is. All Si è this rotta way. un'unghia. C'è un problema. Non è il problema che caccia degli artigli. Niente, vabbè. Wow. This way I cannot. Ok. Tu? Ci pensi tu, Francesco? Ciao Francesco. Buonasera, Francesco. Allora, è stata aggiunta una nuova missione. Ora puoi potenziare, perché la cam piccolina. Tu che hai cose piccoline, noi ne avevamo già il sospetto, però poi se ce lo confermi tu, questa è una cosa di cui ti prendi le tue responsabilità. Penso chiedessi a te, è vero. Eh? Penso chiedessi a te. Prendo su una domanda perché No, la... lo so, sto Ah, facendo finta, ok. l'ho letta. Ho messo le grafiche nuove al Aspetta, canale. aspetta, che è sta merda mo i soggetti, Non gli piace la camera nuova che ho messo e le cose. Potevano mai No, non è che piacergli? è questo, mo. Ecco, Noi il che ho gioco, detto? ma stai zitto che Che ho ci detto? stiamo divertendo, Che ho Francesco, detto? smettila. Vabbè, Francesco, ci stiamo proprio divertendo. comunque Slittered, francese, non sai seriamente cos'è. No, ma penso che lo sa. Non ho mai capito. Allora, io mo adesso li voglio potenziare. In stato. Quindi, un po' di danno in più, che non fa Torno male. a giocare a Tekken con i miei amici. Ci Ciao. stai dissando così, Francesco, io ti Oh, voglio avvisare. motivo che sono tornati compagni e non ci cago più. È bastato un attimo. Brutto, brutto proprio, Francesco. È un attimo proprio. Il tempo che ha fatto la sua figura, che c'è stato un po', ma prende non ci caga più. Ciao Francesco. No, no. Ciao, Francesco. Ciao Francesco. Allora, cosa compriamo? Allora, miglioriamo i ranghi, così facciamo più male pure quando li inseguiamo e ci togliamo una Via. rottura di coglioni da mezzo. Non mi piace vicino di sangue. Allora, quindi ci abbiamo solo lei al momento. Allora, che è successo? Guarda Gianmarco, se avessi sentito che cazzo hai detto tra te che sei lontano e io che ho le orecchie tappate, ti avrei risposto. Non ti preoccupare, Francesco, non ti preoccupare. La risposta viene da sé, non c'è bisogno che risponda tu. Quindi vai tranquillo. Quindi è inutile che perdi tempo No, facendo bravo. capire che non hai capito la domanda. Addio, arrivederci, guarisci, Muori. prendi suppostina così ti senti meglio. Sì. Allora, a questo punto dobbiamo esplorare tutta la zona qui. Allora, salve. Noi possiamo andare di qua? Non credo minimamente. Salve. Posso passare? Non mi sembri una cliente. Vabbè. Allora, vediamo qualche signorina che può entrare. Allora.
Aspetta un attimo, aspetta. Ho lasciato finestra aperta. No. Ah già, questo è pure meglio. Via. A posto. No, tutto a posto. Allora, a questo punto siamo dentro. Allora, che possiamo chiedere? Salve. Le ha visto qualcuno? Niente. No. Vabbè, non dà una mano lui. Vabbè. Oh, che bel locale, salve. In realtà stiamo cercando un tipo di ragazzo un po' particolare, non so se glielo possiamo chiedere direttamente. Allora. Vediamo un poco. Non c'è niente di particolare qua. Qui, guardia di sicurezza. Lei? Dice qualcosa? No. Voi non dite niente. Tu sai qualcosa? Non sapeva un cazzo neanche lui. Allora, aspetta, però qua c'è dell'altro. No, è sulle scale per andare. Quindi. Dobbiamo switchare qualcosa, non si può. mm, Magari un bodyguard, quello là che sta guardando sta là. questo? Sì, magari questo. Quindi se riesce a parlare un po'. No, c'è nessuno con cui parlare Guarda, qua. vicino alle tipe che potevi possedere. Avvicinati. Beh, questo mi dà l'aria di uno che vuole parlare. No, sì. Ah, aspetta, questo è qua, sì. Mm, ok, va bene. Quindi c'è una prostituta che si stava pure un attimo comportando strano già da prima di lei. Ok. Io non parlo, vedi questa? Questa Ok. See, No, tu non sei un cazzo di Anita. Conosci Anita? Va bene, risparmia bene, mi raccomando. C'è un modo di cui impegnati, faccio peccato, come sta lavorando comunque. no, io voglio dire, ci fai buon lavoro. Buon È lavoro, meglio, ok. È meglio, sì. Non ti sforzare troppo. Colpo della strega è Però la mani possibile. poi dopo dici, No, ma- possono no, capitare dei problemi poi, giustamente. no, mi sa solo le tipe, lo zio. Tu, no. Tu? Ok, però sai chi è. Sì, dov'è? Dov'è? no. A posto. Andiamo. See, Adesso possiamo andare di qua. Salve. Aspetta, cosa voleva parlare? Mm. Salve. Ok. Ma No, ma no, signorina. Signorina. Si calmi un attimo, Mi scusi. ah no, non è. No, lei No, lei maneggiava più che altro. maneggiava, esatto. Non faceva da manager, però hai capito, un attimo la situazione un pochino preoccupante. Noi comunque abbiamo capito che non è lei, No, va non è bene. lei. Casomai dovesse servirci altro, sappiamo dove dobbiamo andare. Ok, va bene. Ok. Va bene. No, quindi sarà un altro provvedimento. No, è per forza questo piano qui. Un po' a sinistra, però. Signori, signori, e che cos'è? Ma state tutti in una maniera esagerata qua dentro. Porcaccia la miseria. Vabbè, comunque è un bordello, quindi vabbè. Vabbè. Ho paura a chiedere qualcosa alla signorina, visto i precedenti, però Vediamo. io chiedo.
Tu sei la manager? 係啊係啊，係得晒。 Ok, vedi? Si sta La signora, grazie mille. Non ha fatto doppi sensi, non ha detto niente, quindi... No, niente. No, aspetta. Scusi, signorina manager. Ah, Salve. Ok. Michelle, tu sei un personaggio skinnato, quindi tu entrerai a far parte della squadra. Ok. O sei una cattiva? Vengo solo a chiedere delle informazioni alla fine. Dobbiamo infiltrarci qua dentro. E qui non abbiamo degli accessi. Aspetta però. No. Ci ho provato, ho detto metti che si distraggono un attimo. No, scusa. Allora. Trova un percorso. non c'è nessuno, ma posso vedere di quello da fuori. Allora, vediamo un po'. Ma per caso si deve fare così? No, di qua non c'è niente. L'idea, no. Questi qua nemmeno di qua posso vedere. No, dobbiamo trovare No. qualcun altro nel posto. Da sopra non possiamo manco entrare. Non c'è neanche un'apertura sopra. No. Oh, aspetta. Ok, dal palazzo accanto. Ecco qua, a posto. A posto. No? Moglie, io esco, vado un attimo in banca. Sì. Ok. Quindi è di qua. Which way do I feel my shoes? Ok. Can I? Salve. Ok. Oh, aspetta un attimo, signorina. 係啊， Vabbè, grazie mille. Di qua siamo Siamo passati e ma adesso questa era la scala che avevo visto. Niente. No, mi scusi. Scusi. Oh. No, è un problema, ragazzi. In tutte le occasioni della vita, anche se andate in certi posti, l'igiene è la prima cosa, mi raccomando. Non facciamo brutte figure. Penso che sia di qua. Mi scusi, non volevo. È aperto, non lo sapevo. Che postaccio. Non lo sapevo. Sì. Tu pensa che è fatto davvero bene? Cioè, io sto immaginando davvero dei posti così e non è bello, giustamente. Anche molto dettagliato a dirla tutta, eh. Sei tu, dai, sei tu. Ok, non parla. Ecco. A posto. Mamma mia. Ma sei regina di Dino Crisis. Ma è un crossover. Questo è orribile perché abbiamo posseduto noi, lo zio. Va bene, va bene. Digimon. Va bene. Capita. Vediamo un po'. Allora. Aspetta, fammi sempre controllare per un attimo, approfittando del tempo. Twitch non ci ha buttato giù. E quindi
tutto a posto così. Allora, vediamo questo. Allora. E andiamo subito sotto. Eccola lì. Aspetti, signorina. Aspetta un attimo. Do you like it? Aspetta. Speriamo non sia lei. Follow this. Yes, that's it. Oh no, è uscita fuori. Tu la senti, questa voce? Sì. Oh, c'è qualcosa dietro. Attenzione. Signorina? Stai bene, amico? Tu non stai bene. Uno delle guardie? Sì, non sta bene lui. C'ha qualche problema intestinale, secondo me. Sì, non sta bene. Sì, non sta bene lui. No, lui ha qualche problemino. Sì, no, vabbè, io- Fatto vero che spawnano le Sì, questo è un persone. pochino particolare, attirare le persone. Quindi, ecco, diciamo te la sta spiegando adesso, per questo appaiono. Si attiva, io non so se essere attivati. Oh, vabbè. È tirato un po', però Vabbè. almeno è giustificata in un certo modo, dai. Vabbè. Oh, messaggio su anche Cina no. Ok. Ah, c'hai quella cosa là, così. Veramente? Yes, I believe. Tu senti, non puoi parare però così. Usa quella di sopra. I think yes. Rotto il cazzo. Dai. Ah, cazzo, ne fai due. Va bene, va bene. Vabbè. Mamma. Vai a terra. Ah, pezzettino di merda. Luca. No. Comunque puoi resuscitare la gente con I triangolo. will see if I can. Ok. And we will. I think. Allora. Vai nell'altro. È un momento che l'ho messo un attimo in una brutta È posizione. marcato, così. Non è tanto scenica la cosa, però vabbè. No, this is not. Oh no. C'è tutta l'associazione di mostri e di mostrini. Cazzo. See, well. No, voi dovete iniziare ad avere paura, sinceramente. Ok, e troviamolo allora. Andare di qua. We'll go. I will find. Yes. E ci arrampichiamo tramite le persone. Eccolo qua. Una di frutta, così. Dove? Destra. Destra. Ah, eccolo qua. Ok, ok. E Salve. Buona cena. mamma, torno fra poco. Mamma, non lo so, nonno. Salve. Prende ascensore. Montacarichi. Signora anziana adesso fare grandi mosse di Kung Fu. Sì. Allora. Salve. Chi mi attacca per primo? Eccolo qua.
Ma non sto facendo niente. Oh, eccoti qua. No, non si è spostato a tempo. Vabbè. Non è stato proprio là. Impossibile? Non direi. Si è glitchato un attimo, sì. Sì. How can I? Anche a lei lo zio a questo punto. No, aspetta. Così, proviamo. C'è niente di extra cose varie. Qui no, aspetta, guarda, da qua fuori. Ah, da qua, da qua. Posso. Ok, adesso si va di qua. Suca 1, Suca 2 e Suca 3. Tu copri indietro. Salve. No, ragazzi. Oggi fagli vedere il potere dei gatti. Aglia. È morto. A posto. Ti immagini un attimo una pozza di sangue, lo zio? Fammi andare su. Allora, fammi leggere un attimo nel menu perché aveva detto qualcosa. Dovevo premere R1. Me le ok. risucchio con questo. Dobbiamo ricordare infatti, questo è cure. Tutte cure No, difatti non l'avevo mai usata sta cosa. Io pensavo dove Mo ci ci stavo dentro. pensando. Ok. Gradol. Ok, abbiamo capito un attimino come recuperare energia. Va bene. Gradol. Allora, salve. Siamo pure in orario. Salve. Sgrondel. Capo Sgrondel, giustamente. Tu sei quello che rompe i coglioni. Oh no, due insieme, aspetta. Aspetta. Ah sì, due più Giovanni il boss. Aglia. Oh no, Pippo Baudo. Minchia, cambia. Cazzo. Errore mio. Ho sbagliato io. Capito però. La pozza di sangue a terra però ci stava. Ok, e uno ce lo siamo tolti da mezzo. Puttana, mi ha shottato. Ma non credevo possibile. Vabbè, vabbè. Tu se ti rendi impegnativo, a me piace ancora di più, quindi... Tirano delle belle buffe. Allora, vabbè, prendiamola un pochino più seriamente.
un attimino diversamente. Ok, però ci siamo. Salve a tutti. Buonasera. Buonasera, nel momento della boss fight. Oddio, ci dobbiamo impegnare adesso. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Oddio, non siamo abituati a tutto questo. Salve a tutti, tutti. ragazzi, buonasera. Momento di panico. Insetto foglia gigante squarciacranio. Ti fermi un attimo. Siamo in una situazione Ti fermi. Allora. Un momento, ragazzi. Dacci un attimo di tranquillità e lui mangia. Allora, facciamo così, mettiamo pausa. Allora, stanno succedendo cose a noi strane. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti voi, ragazzi. Benvenuti. Allora, perdonateci un attimo perché noi non siamo abituati a queste cose e ci fa molto piacere. Grazie mille, Michele, Grazie mille. ci hai lasciato senza parole. Non sappiamo come comportarci, ragazzi. Abbiamo un pubblico un po' ridotto, va dagli 0 ai 10 Sì, un momento. quando ci va bene, quindi un po' con calma vi leggiamo tutti. No, io so semplicemente me stesso, Giovi, semplicemente mi dispiacerebbe, soprattutto con una boss fight del genere, fare brutte figure in questo momento, Poi quindi c'è il LED che sta esplodendo. grazie mille per i follow, ragazzi, Grazie, gentilissimi. Siete arrivati pure con un bel gioco perché ci sta piacendo questo titolo. Un po' legnoso, un po' Sì. mancante di qualcosa, però molto divertente il concept. Le mie orecchie si stanno perforando, Sì, tanti sì. suoni tutti insieme. No, Sì, non siamo abituati, giustamente. sì, c'è tutto un casino di luci, ragazzi. No, Michele Maestro dà D'Angelo. tantissima gioia. Sì. Il maestro. Il No, maestro. ma per forza, per forza. Spaccategli il culo al boss. Tocca ammazzare. Allora, noi ci stiamo provando, continueremo a provarci, anche perché la missione la dobbiamo comunque finire in un modo o nell'altro. Dice Joy, parlaci della lore. Allora, la lore è semplice, ragazzi. Brutto quartiere, mostri che ciucciano il cervello delle persone e c'è tutta un'organizzazione dietro che sta continuando a ciucciare cervelli alle persone. Siamo partiti nel quartiere a luci rosse e ci sono state anche scene un attimino molto più erotiche del normale, proprio sono usciti dei seni proprio sullo schermo. Fortunatamente il canale non è stato mandato giù immediatamente, quindi lo stiamo continuando. Abbiamo seguito una prostituta attraverso vari palazzi, varie zone, vari mostri che ci volevano attaccare. Siamo arrivati al capo dell'organizzazione, che come ci ha visto non ci ha detto niente e subito è partito ad attaccarci. Quindi Sta Poggio no, peggio, ragazzi, è pure peggio di Poggio Reale qua, ve lo posso confermare. Brutta zona, anche perché il quartiere è caratterizzato molto bene. Quindi diciamo non è un gran bel posto tranquillo per vivere, eh. No, ragazzi, grazie mille. Grazie per le donazioni, per il follow, tutto. Il mio orecchio se ne sta andando Sì, sempre più. Non so. Una specie di chi sei esattamente. Esattamente. Sì. Sì. E come peculiarità del titolo c'è proprio quella che usa un sistema di combattimento dove abbiamo un protagonista principale, mettiamo così, siamo uno spirito che può trasferirsi da un corpo all'altro e dobbiamo alterare l'uso di personaggi con abilità speciali con semplici esseri umani che possono essere sacrificati alla bene e meglio, mettiamola così. Sarà partito. Mo adesso sì, sarà sì, ragazzi, allora ragazzi, l'abbiamo iniziato stasera il titolo, siamo un po' emozionati. Allora, dite subito che siamo delle merde, cioè andate piano. Stiamo giocando a difficile comunque. Poi ci mettiamo nei problemi e facciamo le figure di merda, questo poi è un altro discorso. C'è Michele collegato, facci fare bella figura, per piacere, mostro, per piacere, mostro. Tutti i fratelli. Ma ci ha rotto un braccio però.
No, sì, sì, Allora, cazzo aspetta, di usiamo un po' fare? le abilità. Fermi. Allora, Che cazzo di fuoco? non so cosa è successo, però aspetta, Non si aspetta, aspetta, capisce aspetta. nulla. No. Allora, Allora, fermi un momento. fermi, fermi, Fermi un momento. fermi. Io Ma sto impazzendo no, raga. contro il boss finale di Sifu. È una cazzo di rottura È di incredibile. coglioni. Io ho completato la run col vero finale. Sono arrivato ad un certo punto, le dita della mano non c'erano No, più. ma ti fa piangere. Non Ti cadeva manda in la crisi. difesa in nessun Ti modo. manda Non in ce la crisi. facevo più. Incredibile boss fight. Gran bel gioco, Sifu. Sì. Oh, Tante parolacce con Sifu. No, ragazzi, Sì. grazie davvero di cuore per le donazioni. Veramente, Grazie di tutto, grazie mille ragazzi. Il canale, se vi diverte il modo in cui facciamo le cose, ragazzi, seguiteci perché portiamo cose un pochino varie, non portiamo le solite cazzate, cerchiamo più di farvi divertire pure con titoli così, pure facendo figura di merde a ripetizione. Rompo il controller nuovo. No, già stai calmo. No, No, allora, nuovo no perché è stato comprato prima di Natale, quindi ci terrei a farlo durare un pochino di più. No, ragazzi, non rompete, no, no, non no. rompete i pad che già quelli, dipende da che pad, già quelli della Play hanno un problema. Già quando sei fortunato ti funzionano 3 mesi, quando li tratti bene poi soprattutto. Allora, io se riesco a fare una cosa... Sì, recupera tutta l'energia, ciuccia l'energia. Ok, Allora, ragazzi, però ci dovete dare un attimo. stanno facendo una Allora, imparata sì. di sti bastardi. Scusate, ragazzi, un momento. Vabbè. Dobbiamo potenziare di più i personaggi allora. Allora, Giovi dice, ma la seconda voce dove si trova? Sta in coop o è una voce fuori campo? Io ho Mano nel canale, è una semplice e simpatica cara amica Mano che mi dà una mano durante le live. Sì. Lui c'è ma non c'è. Cioè io sono qui. Sono qui. Allora, ecco. Mo Sono adesso... le voci nella sua testa. Forse No, sì. quello sarebbe un problema. Io Quello, soprattutto adesso che siete arrivati voi, sarebbe un guarda, grosso problema. Io l'ho sempre detto, pensa se un giorno ti svegli e vieni a sapere che io non sono mai esistito. Quello sarebbe un problema ancora più grosso, quello La lì. mano amica, io... Dipende, il problema è che dice tante cazzate pure lui, quindi... Sì, vabbè. Io propongo... poi- Vuoi fare un attacco parabile per piacere che prova a fare un parry? Ciuccia. Ma perché ho fatto i parry per bene fino ad ora, ma poi arriva Michele e io non riesco a farli più bene? Perché devo fare le figure di No, merda? calmati, Allora, stai buono, stai buono. setto gigante, Raga, per voi se piacere. sta parlando da solo, Per qualcuno piacere. capisce il perché. Per piacere. Perché parli da solo? Devo stare Perché attento. l'unico modo per affrontare le boss fight un attimino più impegnative. Sono anni che si fa così. Allora, Ok. vai via, vai via. Sì, ma più o meno così è come tiri del forte su donno poi Sì. hai danni in Yakuza quando Sì. lo proverai l'ultimo. Così le tiri del forte. Ok, aspetta, questo... Ok, ce ne siamo tolti Allora, uno da Claudio, ti devo mezzo. dire la verità, anche io sono curioso di quel gioco di calcio dei creatori di Sifu. Molto curioso. Quello già è stato messo nell'elenco delle cose da tenere d'occhio. Interessante, non me l'aspettavo, ma penso nessuno che aspettava un gioco. No, di ma io il calcio. nuovo gioco dai creatori di Sifu, oh sì che bello, altre mazzate, vuoi giocare a calcio? Che è la cosa che più odio sinceramente, quindi ho detto, Non ci vabbè. vado appresso, ma- Ho detto, no, va bene, a questo punto mi fido del team, va Però, benissimo. Se mi cacciano piccola modalità pure con 2 calci di pallonate di fuoco, quella roba tamarra Anche che quello piace a non me, sarebbe male. io un po' di Shaolin Soccer, per chi conosce il film saprà Mm. a cosa mi riferisco. Vai. Shaolin Soccer. Esattamente, se il gioco è figo si gode, Oh, sì. vai, sì. Allora, è una HP. Suca, Ok, punto. Punta, punta. recupera. No, è morto il giovanotto. No, Giovanotto, non morire. L'abilità di cura con la tipa. Allora, aspetta, facciamo così. Questo gioco mi sembra una figata, ma il gameplay mi sembra molto legnoso. Esattamente. Eccessivamente legnoso, molto, È proprio molto, questo il gioco, molto, è come- molto legnoso. ragazzi, mamma mia. Però l'idea è carina e il gioco prende nel modo giusto. Il problema è che c'ha del legno proprio su per il culo in alcuni momenti. Ok. Ok, sto riuscendo a rientrare. Vai così.
Devo capire bene i tempi, porca la miseria. Mi basta godere con Rebirth dal 23, sarà una lunga run. Sì, Sismo Terone. Ma ne vale la pena però. Prima del finale. Poi là prenditi una mezz'oretta libera, fa qualcosa, fa qualche altra cosa. Non lo vedi, se non lo vedi non esiste. Tu ricorda il finale originale, tu ti basi su quello e sei felice. E poi c'è tutto un c'è un... Si capisce? Non si capisce? No, un po' non così, si sa. perché No. c'è un casino. Puoi morire, insetto, per piacere. Aspetta, di qua un po' recupero l'energia. Un po', dai. Un po'. Sei morto? Attenzione, arriva Donkel. Oh, sia lodato il cielo. Questo è per voi, lo facciamo per voi. Madonna, e questo è il primo boss. Gli altri come Sì. saranno? La prima bossa più seria. Ragazzi, è davvero tanto legnoso. Ma come è conti? finito il gioco, ragazzi. È finito Così. il gioco. Va bene. Sì, che comunque la struttura, ti dicevo, mi ricorda moltissimo Forbidden Siren, quindi è vabbè. diviso in capitoli e varie storie che andranno ad intrecciarsi. Altri 7 gettoni. Però abbiamo preso degli altri gettoni. Allora, Conversazioni ne abbiamo? ce ne sono tante di conversazioni in questo gioco, quindi comunque le dobbiamo fare comunque anche per Perché dice che sbloccare sono le nuove missioni. missioni, sì. Vorrei capire che passano pure. Allora, quindi vedete perché c'è mano, perché fortunatamente mi dà una mano a recuperare Gli i do una messaggi e altro, perché sennò si andrebbe letteralmente al manicomio, soprattutto in momenti come Io questo. faccio il moderatore dal vivo. Cioè, ma non ho mai visto quell'indicatore con un numero così alto. È un problema questa cosa qua. Vabbè. Cioè, avete veramente dato un surplus alla serata. No, ragazzi. Io torno su Sifu, ma non ti devi arrendere con Sifu. Sifu, tu lo devi prendere con calma, lo prendi, ti siedi, giochi e dici io a te ti devo rompere oggi. Entri e meni tutti. A posto. Fatto. Grazie, Papa. Grazie mille a Papa Proci. Papa Proci. E tutti gli altri, ragazzi, è stato un Sì, me li devo recuperare tutti adesso. raccomando, già non demordere. E porco Majima Goro, però povero Goro, bel PG. No, ragazzi, mai mollare per i giochi. Avete pagato, vi prendete pure i cazzi, soffrite e superate i punti difficili. Vabbè, si può uscire pure quello. Anche. Sifu poi me ne ha fatte buttare particolarmente tanto. Museo, se qualcuno sa di cosa sto parlando. Mia. È il bello di Sifu, superare gli ostacoli. Esatto, lei si fa di crack tipo Nana. Allora, Regen, non siamo sicurissimi che si faccia di crack. Allora, partiamo dal fatto che in questa città ci sono persone che cacciano tranquillamente artigli dalle loro mani e c'è uno spirito che le possiede. Forse Ed è si fa di tutto crack. normale. Forse Regen Poi ci sono donne che ti attirano con il loro lavoro da prostitute e poi cacciano fuori altro dalla loro testa, però penso che quello sia un attimino il danno minore, pure se ci fosse qualcosa del genere. Il problema è che qua non si capisce un attimino cos'è che stiamo lottando. Sembra una specie di parassita. Giallo, buona serata e buon nerding. Ragazzi, buona serata e buon divertimento. La cosa importante è nerdate bene. Sempre. E nerdate con gioia, soprattutto. Non come nerdo io. Questo sinceramente mi dispiace averlo tralasciato all'uscita a questo punto. Non lo so, fanno varie cose nel frattempo, succede. Noi comunque dobbiamo ancora trovare Anita. Sì. Noi comunque la stiamo ancora continuando a cercare, quindi Anita, già sta cosa è un attimino... una gran pecora. Allora, diciamo che si è presentata in un certo modo un po' particolare. Sì. Quindi... Cioè, una bellissima donna, sì. Allora, immagino che pure la polizia sia corrotta a questo punto, quindi... Noi dobbiamo capire più che altro perché siamo uno spirito. Che cosa ci è successo? Sì. Allora, a questo punto abbiamo giorno 3, ragazza scomparsa. Ah, dobbiamo potenziarci, aspetta. Sì. Allora, ci potenziamo.
Puncini di sangue no. Gli artigli per fare più male, no? Qualche passiva? Magari sì. Magari sì. Quando devi gli attacchi. Ok, questa già è buona. Allora, ho iniziato a farlo l'anno scorso. Quanto È un annetto. Un annetto già, dici? Ho iniziato a metà ottobre, però il tempo che capivo OBS e cose varie, e abbiamo iniziato a streamare il grosso da novembre dello scorso anno. Pausa estiva però. per Pausa lavoro. estiva per lavoro esterno, ma adesso stiamo cercando di ritornare anche perché siamo riusciti a trovare un altro lavoro esterno, quindi si riesce a portare anche qualche titolo un pochino più diverso e qualche chicchetta un po' particolare. Difatti, abbiamo fatto un titolo un paio di giorni fa, andate a darci un'occhiata, Me-Side si chiama. Ragazzi, è un titolo bellissimo, costa neanche 20 euro più o meno ed è stato fatto da due persone, due ragazzi russi. Voi prendete quel gioco, spendete una giusta somma, vi passate 5-6 ore in allegria, con un po' di paura, un po' di cagarella nel momento giusto, Un po' di ansietta. è tutto in italiano e vi divertite. Scritto anche... E proprio godete. Lavoro come freelancer tramite varie agenzie su vari su varie cose, tramite Upwork e cose varie. Quindi sono riuscito a trovare qualcosa di stabile con cui poter riuscire a fare live in un certo modo e avere anche i fondi per riuscire a portare quello che intendo portare. I russi per i giochi ci sanno fare. Purtroppo non solo in quello. Però ovviamente si scherza. Sia per quanto riguarda titoli come quello di ieri che anche un altro paio che abbiamo portato in live in qualche seratina horror un pochino particolare. Effettivamente sia i cinesi che i russi personalmente mi stanno dando tante belle soddisfazioni nell'ultimo periodo. Ultimamente stanno proprio di fuoco, Ma anche perché parliamoci chiaramente, no? Non è che qua tutti navighiamo nell'oro, quindi se uno Questo è ha pochi normale. soldini da investire in un gioco e ti vai a comprare un gioco nuovo all'uscita, 50, 60, 70 euro, e ti trovi le merdate in mano, Sì. tu ci resti male. Ci resti un po' maluccio. E in effetti Allora, sì. tu prendi un bel giochino russo da 20 euro, ci passi 10 ore in allegria con anche un'altra route da fare che Un'altra portiamo route da settimana fare. prossima, Sì. ma è molto meglio così, ragazzi. Lasciatele perdere le software house grosse, oramai C'è chi stanno marcendo, c'è chi è lasciate in stare. vendita attualmente. C'è chi è in vendita, oggi è entrata in vendita Ubisoft, ragazzi. Vai. Se qualcuno... Dai, facciamo una colletta e compriamola noi. Vai, Meno per la lore. Cioè, davvero se ci mettiamo noi tutti insieme così e ne parliamo tranquillamente, facciamo qualcosa di molto meglio di quello che è stato fatto negli ultimi anni da Ubisoft, eh? Ah, poi ragazzi, sul canale qui dite liberamente la vostra, tutto quello che pensate, non fatevi problemi. Sia che siete, la riduco ai minimi termini così ci capiamo subito. Facciamo tipo campo estivo, che questo canale è un canale di tranquillità, quindi voi quando entrate qui vi dovete sentire rilassati, tranquilli, sereni e lasciatevi andare. Facciamo due squadre. Chi è pro walk si mette a sinistra, No. chi è contro walk si mette a destra. Parlate tutti, esprimetevi tutti senza farvi problemi. Senza esagerare però dite tutto quello che pensate. Vorrei vederla la versione potenziata per PS5 Pro però. No, mettetevi dove vi è più comodo, Non ci ragazzi. interessa. Siamo Mettetevi là. tolleranti, aperti, comprensivi, proprio qualsiasi cosa vi piace, non vi piace, volete o non volete nella vostra vita. Qui non fatevi davvero nessun tipo di problema. Sul canale qui c'è una regola, non rompere i coglioni al prossimo, basta che non viene rotta quella. Ragazzi, sentitevi liberi qui. Più liberi sicuramente di noi che stiamo andando a puttana. No, alla fine mo siamo andati praticamente. Effettivamente sì, siamo andati in un bordello al momento, non è che abbiamo fatto chissà cosa.
Salve, ci fa entrare per piacere. Il Moonflower. Biglietto? Non ce l'ho il biglietto. Tirai Ok. un'artigliata in Mm, faccia. Per dire. Lo farei, ma poi si crea un po' di panico nella zona, capi? Questo è Secondo me. vero, si crea del Allora, quindi se problema. non possiamo entrare da qui... In alto? aspetta, allora. Tiriamo fuori Casper. Allora, da qua niente. No. Andiamo un pochino qua davanti. No, qui neanche. Allora, con qualcuno dobbiamo parlare. Eccolo qua, eccolo qua. Stanno un po' ingessati i compari cinesi. Sì, è un... L'unica cosa che mi sta dispiacendo del titolo è che i personaggi comunque sono un po' troppo tanto eccessivamente, pericolosamente legnosi. Sono un po' particolari da riuscire un attimino a controllare per bene in alcuni momenti. Allora, tu invece... aspetta, forse qualcosa qui sopra? No. Tu no? Allora, aspetta, forse adesso da qui. Ok, a questo punto prendiamo lui e possiamo entrare qua dentro. Ok. Ah, ok. Ciao, Giovi, non ti Buonanotte, preoccupare, andate a riposare se dovete. Tanto comunque poi, se volete recuperare e capire un attimo come va a finire, la puntata la ritrovate stesso domani ricaricata, nessun problema. Buona giornata. Andate a domani. riposare se avete da fare. Buonanotte, ragazzi. Ragazze e chiunque sia presente. Tutti, peoples. Abbiamo Francesco sul canale, quindi accettiamo chiunque a sto Francesco, punto. mo non c'è. Francesco è un pezzo di merda. È stato bene che Ah, fine ha che bello fatto? dirlo davanti Sì, a sì, sì, sì. 379 persone. No, tu sei Francesco quello No. buono. Francesco, tu sei quello buono e l'altro che è un pezzo di merda. Innanzitutto saluta, costumato. Allora, ci sono ospiti da parte di Michele, quindi tu saluta. Non Francesco, non farti già riconoscere per la bestia equina che sei. Fermati. Ci godi. Ah, tanto c'è il tuo nome, quindi a posto. Bisogna fare nomi e cognomi qua. Si No, butta no, no, su no. internet. No, 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 già è stato fatto. È vero, però devo confermare. vedi tu Devo come confermare. come No, si devo spamma il confermare. bastardo. Guarda. Io che pensavo eri una brava persona, No, Francesco. lui è una brava persona. E quell'altro. No, Eccolo. no, no. Buonanotte. Allora, queste sono le due persone di cui dovete fare attenzione, Tu. proprio nella vita in generale. Quindi attenti a questi due. Questi due sono pericolosi. Abbiamo visto abusi sull'oltre e abbiamo idolatrato una cantante stonata. Siamo parenti ormai. Cosa c'entra questa cosa adesso? Vabbè, avrà fatto delle citazioni nipponiche, immagino. Vabbè. Allora, io Immagini volendo strane. capire dove devo andare, fammi riparlare con lui. No, Ok, e Lui allora da ci bello dice dopo. amoroso. Sì, No, no, ma io ti credo, è tutto vero, lo so, io ti credo, mica non ti credo. allora è Io di poi là non per c'ero. forza. Allora, se di là non possiamo entrare, forse è sul tetto. Continua a non essere mod e ci sarà un motivo perché, Francesco. Ah, vado a letto. Se l'hai perso, fatti due domande. Per come ti comporti mi sembra il minimo. CG? Aspetta, mo partono le offese fra tutti e due, un attimo. Ah, ci godo, CG, bellissimo. Bellissimo. Cioè, oramai non parla neanche più, si esprime a No, gesti questo è stato l'altro direttamente. Francesco, l'ha inventato. CG, incredibile. Comunque, Francescone, buonanotte a Allora, io a come Ciccio. cazzarola entro in questo nightclub con le signorine Ciao bello, buonanotte e riposati, mi raccomando. da qui? I see. Well, I'm not come. Dovevo parlare con te. Ok. Ok. Allora. Vai sul tetto.
Quindi ma adesso penso ci faccia andare di qua. Perché di là non penso che ci possa andare. E su alcune cose bisogna un attimino prenderlo. Pensa che andrò pure io che domani devo spostare tipo 2000 pacchi ed è un numero. Ti capisco, Francesco. Sì, tanto noi comunque a breve stacchiamo anche noi, anche perché per stasera abbiamo fatto e domani vediamo pure un pochettino come organizzarci. Buonanotte anche a te, Francesco. Sì, io e te ci capiamo bene, Francesco. Ma che vi volete capire tutte e due? Ma Per facciamo piacere? lo stesso lavoro, Ma effettivamente alla fine sì, Facciamo lo stesso Sì. lavoro. non avete tutti i Lui torti. mette a posto 2000 pacchi, io devo mettere a posto 200 e passa farmaci a scatola. Poi ne arrivano 27. Allora, vediamo un po'. E fa così. Buonanotte, Francesco Nebello. Ci sentiamo domani, France, buonanotte. Tu c'hai qualche indizio? No, ci hai detto l'unica cosa che già sappiamo, che ci vuole l'invito. Allora, noi da qualche parte dobbiamo arrivare su. Io credevo fosse da qui. Perché dice sul tetto. Aspetta un attimo. Ok, a posto. C'è qualche appoggio? Ok, a questo punto prendiamo lui e la spostiamo. Ok. Che quelle casse non mi sembrava si potesse salire sopra. Per questo non ci avevo fatto proprio caso. Allora, se ritorno al corpo precedente, tanto io posso fare l'abilità da qui. Suca. A posto. Ok? E mo? Questo non si doveva muovere da là. Ho fatto un bel casino. Allora, aspetta, mo vediamo se ce ne possiamo uscire. Aspetta. Allora, andiamo a mettere... Ragazzi, fermi. Ok. Ok, ci passi attraverso. Allora, mo se io salto da qui a lì, Sì. ce la posso mai fare? No. No. Marco, ci devi credere. Va bene, ci credo. Aspetta. Sì. Vedi, non ci ha creduto. Aspetta, però dove siamo? Siamo andati giù. Qua. Però possiamo salire. Aspetta. Possiamo vedere di fare così. Risaliamo qua. Risaliamo qua. Al massimo posso riprovare, ma ci conviene fare ricarica il checkpoint a questo punto. Quindi disattiva pulsante per attivare lo slancio verso la piattaforma. Poteva anche essere disattivata come cosa. Disattivi un attimo il prompt e non ci sono problemi. Allora, a questo punto, visto che siamo persone abbastanza intelligenti, parliamo subito con lui. E ce lo siamo tolti dalle scatole. Riandiamo di qua. Va bene, tanto dobbiamo andare... Ah, devo prendere almeno te così ci fa stare un attimino tranquilli. Allora. Facciamo il primo cambio qui. Andiamo di qua. Ok, a questo punto soltanto la gru. Questa la saltiamo. No, quindi dobbiamo salire direttamente qui. Ma come? Non così sicuramente. Allora, è vero che io sono vecchio e rimbambito sulle cose. No, ma mi sta sfuggendo qualcosa che forse dovrebbe essere ovvio. Poi, se qualcuno l'ha capito, ragazzi, ditelo pure tranquillamente. Eccolo.
troppi No, neon. non sputa. No, troppi neon ti sputo per forza. Ma non si sputa. Wow, this way I cannot feel. Ok, quindi mo dobbiamo rifare la stessa cosa di qua. E ci stiamo costruendo il percorso per arrivare sul tetto, ok. Quindi a ricambio. Tu ciapa qua. Ciapa lì e ciapa qua. Ok. Ok, allora facciamo così, stacchiamo qui così abbiamo un buon punto dove ripartire. Allora ragazzi, grazie mille a tutti quelli che sono rimasti fino ad ora. Perdonateci se abbiamo mostrato eccessivamente la nostra timidezza, ma non ce lo aspettavamo. Assolutamente Ed no. è stata una botta non indifferente, ragazzi. Tremo poche volte nella mia vita, stavo tremando. Non so se si È sia un notata momento sta... intenso. Sì. Molto bello, Sì. ovviamente. E sembra strano come, visto che di solito sul canale in momenti importanti succedono sempre casini, bug, problemi, eccetera, eccetera, come non sia caduta la live e come non sia successo qualcosa di È vero. problematico. È Quindi è stata una bella vittoria per stasera. Allora, noi adesso stacchiamo e ci andiamo a dormire un pochino. Per domani stiamo decidendo un pochino cosa fare. Quindi o vedremo di portare Miside, a questo punto iniziamo la nuova run e cerchiamo un attimino di capire dove, o più che altro come cazzo si prende il vero finale in quel gioco. E poi vediamo nei prossimi giorni cos'altro portare. Quindi se vi fa piacere siamo in live tutte le sere, grosso modo dalle 22, con titoli che portiamo insieme, oppure io mi collego un po' nel pomeriggio o quando riesco a fare il calendario che tengo attivo sui miei social e che dovrei aggiornare ogni tanto per far vedere quando faccio le cose. Quindi mo andiamo un attimino di regolarci pure su questa cosa. Sì, nel chill proprio, ma quella la regola principale del mio canale è quella. Come vi dicevo prima, sto cercando di fare una cosa proprio per chillare tranquillamente, un bel giochino sotto, facciamo due chiacchiere e vediamo un attimino quello che viene su, mettiamola così. C'è scritto pure Reagan. Domani passo a vedere. È un Ragazzi, piacere. siete tutti invitati, tutti. Quando volete, tanto ci trovate qua. Cerchiamo di portare cose un pochettino più particolari e farle a modo nostro e cercare comunque di divertirci, anche perché alcuni titoli riusciamo a farlo facilmente e quindi è anche un nostro divertimento ragionare un pochino sulle trame e su quello che succede proprio per farci due risate. Io, per chi di voi conosce la serie di Persona, il ragazzo qui accanto a me ha conosciuto i Persona tramite le live che ho iniziato a fare l'anno scorso. Abbiamo iniziato Persona 4 Golden. Ora non dico chi per non fare spoiler a chi non conosce il gioco, ma questo bastardo qui accanto a me, prima volta che ha visto il cattivo, l'ha proprio identificato al primo colpo e già gli ha detto vita, morte e miracoli. Quindi gli ho detto tante bestemmie in quel momento e che Quella è una cazzo al perla. primo tentativo. E poi abbiamo rifatto anche con Persona 3. Quindi tutti i Vabbè. giochini con trame un pochino più particolari e cose significative comunque cerco di portarle sul canale pure per far conoscere qualche storia un pochettino meno conosciuta, che però sinceramente ti dà sia uno spunto in più per riflettere, ma soprattutto che ti fa divertire un pochino al meglio. Infatti se non li conoscete ragazzi, giocatevi tutto il Remedy Connected Universe. Ed è la 8000esima volta che lo dico, quindi spero che mamma Remedy una maglietta autografata di Sam Lake, cioè quella voglio, non voglio di più. Mi basta quello, non ci sono problemi. No, quando avrai tempo Regan, giocatelo il 5 che Persona 5 comunque. Il 5 noi a breve lo ricominciamo in live. Royale. La versione Royale, Nel caso che non ci naturalmente. prendiamo gli extra. No, Noi ma facciamo assolutamente. tutto. Assolutamente. Tutto. E giocate il Re Fantazio. Giocate a Re Fantazio, giocate a Persona 5X, giocate a Balatro. Giocate a Balatro, giocate a Marvel Rivals. Sì, quelli se mi piace. Allora, noi facciamo l'elenco dei giochi che per noi ci divertono e sono divertenti. Poi, se a voi piacciono altri giochi,
Ce li potete pure suggerire. Se non Magari ci fate facciamo, scoprire qualcosa che non conosciamo. PS5 Royale appena finisco Re Fantazio si ricomincia su Steam. Io in questi giorni mi regolo con il lavoro e ritorno a fare le live nel pomeriggio del Fantazio che devo finirlo. Devi diventare anche Devo tu diventare il anche io il Re Fantazio, sì. Io sono il Re Fantazio. Lui è il Re Fantazio, io no. L'ho Tu iniziato però pure al day one. Sei solo Fantazio. Ti manca il... Mo' di certo, quello che vi posso dire in tempi stretti, a breve, come titoli che possono interessare a qualcuno, portiamo il quarto capitolo di Poppy Playtime. Sperando che sia anche un pochino più grosso del terzo capitolo e ci divertiamo. Dice il signor Papa Proce, io sono Re Fantozzi. L- Ci sta. lei è una brava persona così. Ci sta. Però Re Fantozzi, sì. Effettivamente come abbiamo fatto a non pensarci? Sì. Oddio, anche per il... Ma stavo per dire una cosa un pochettino spoiler, mi sono trattenuto proprio alla fine, per fortuna. Allora, aspettate. Facciamo così. Facciamo così. Allora, con i potenti mezzi tecnici di cui io sono fornito, se mi date 2 secondi, al limite switcho la schermata. Meno così vi metto sul monitor grande e riusciamo a leggervi anche un pochino meglio. Nota, ho acquistato le skin nuove per grafiche del canale, eccetera, e le ho prese oggi, quindi non ho ancora avuto modo di settare tutto correttamente. Quindi, qualsiasi bug, fate finta di niente. Ok. Meno così. Guarda, come mod gliela installerei subito. Re Fantozzi. Sì. Fammi esplodere. Ok, no. Allora, a posto. Almeno prendo la chat e vi mettiamo qua. Ci facciamo gli ultimi 10 minuti, un attimo. Oh, buonanotte Regan. A domani. Regen, buonanotte, a domani, ragazzi. Quindi io devo rimettermi a fare il calendario, perché sennò poi, giustamente, se ci decidiamo alla fine. Questo mi ha piacevolmente stupito stasera. Sì, assolutamente. Sarà una serata ricca di gusti. Mo' abbiamo qualche altra cosina nella lista desideri da Steam e cose varie. Qualche altro titolo esce nelle prossime settimane. Poi esce Monster Hunter. A me esce Yakuza. Quindi Esce io Yakuza. ritorno a Yakuzare. Quindi comunque da fare c'è. Decisamente sì. Finalmente. Buonanotte, Smolder. Buonanotte Smolderone. Mo dobbiamo vedere un attimino domani come mi voglio organizzare. Che al limite c'avevo altri 2 titoli che volevo controllare. Mo vedo se riesco a trovare un po' di tempo per provarli e vedere se è qualcosa un attimino più così. No, vediamo come ci organizzare tra di noi un attimo e ci sentiamo comunque domani nel pomeriggio. Ah no, aspetta, fermi. Io lo so già che dobbiamo fare domani, Gianmarco. Tu lo sai già. Io già lo so. E allora a posto così. Domani c'è la season 1 di Marvel È vero, domani Rivals. sera c'è Rivals, sì. Ragazzi, domani sera facciamo Rivals, quindi se giocate potete pure passare sul canale, se vi serve qualcuno per fare squadra, se vi volete unire, giochiamo un pochino tutti insieme e ci andiamo a vedere un pochino questi 2 personaggi nuovi che dal gameplay che abbiamo visto ieri sembrano molto simpatici quando ci giochi. Molto rotti. Molto rompicoglioni quando ci devi andare contro. Che la donna invisibile sarà un enorme problema che ti esce da dietro e poi finisci di giocare. A posto così. Mo non so neanche da quando sarà disponibile l'aggiornamento. Penso comunque nella giornata di domani. Non penso all'1 di stanotte come quando uscì all'inizio. Ma vedo di darci comunque un'occhiata domani e cerchiamo di capire un pochino il tutto. Allora ragazzi, io e il mio raffreddore che sto cercando di nascondere, ma penso oramai ve ne siete benissimamente accorti pure voi, vi saluto a tutti. Ragazzi, ci vediamo domani. Per chi vuole passare, gli orari sono sempre quelli dalle 8 alle 22 grosso modo. Quindi grazie mille a tutti quelli che sono rimasti fino ad ora. Io adesso morirò di vergogna appena staccherò il pulsante della live. Ringrazierò Michele e
pregherò il deserto fino a domani mattina. Sempre. E poi sempre. non so cosa succederà. Quindi va bene, grazie mille a tutti ragazzi. Buonanotte, quello, sponsor, Buonanotte. reggae, tutti quanti. Vincenzo sviene in 3, 2, 2, 1.